Per quanto riguarda il progetto EcoDPI, la nostra parte, che era quella iniziale, consiste nel mappare in maniera dettagliata tutte le componenti di ogni singolo DPI. Per esempio nella mascherina chirurgica abbiamo 3 strati di polipropilene, un asello, metallo o polimero e un elastico e un altro materiale. Questo lavoro l'abbiamo fatto per tutti i DPI usati a livello ospedaliero, quindi copricamici, calzari, copricapo, mascherine di ogni tipo, guanti, eccetera, e siamo arrivati a una conclusione. La prima conclusione è che la gamma di materiali che vengono utilizzati è impressionante, c'è di tutto e di più. Per cui è impensabile pensare di raccogliere tutto assieme e riciclare tutto assieme. Ed è anche impensabile pensare di separarli quando sono tutti assieme, perché sono troppo variegati e anche la forma fisica è completamente diversa. Per cui nell'ottica della riciclabilità che si propone il progetto è fondamentale, almeno per certe DPI, noi partiamo con le mascherine chirurgiche FFP2, pensare a una selezione, una raccolta selezionata a monte. In questo modo noi riusciamo, dopo macinazione e separazione di elastici e nasello, a recuperare un monomateriale che è il polipropilene, e questo verrà poi riciclato per fare altri prodotti. L'altra strada, che si occuperà l'ingegner Casotto, invece sarà tutto il resto, quello che non viene riciclato per via fisico-meccanica, potrebbe andare al riciclo chimico, in particolare per la pirolisi, per la produzione di gas combustibili che poi potrebbero generare energia.